Dottore. Buongiorno, ben ritrovati in diretta, mezzogiorno, puntuali come sempre con la nostra prima edizione. Anche oggi vi porteremo a conoscere quelle che sono le notizie principali della cronaca che arrivano dalle nostre redazioni in Veneto, e poi spazio nella seconda parte per approfondire alcune tematiche. Parleremo del Natale, di quelle che sono le previsioni dei ristoratori in vista proprio dei cenoni e dei pranzi per le festività, e poi parleremo di una della storia di Arianna insieme a suo marito. Tutto questo però dopo, come detto, gli aggiornamenti di cronaca, e allora iniziamo con la notizia che andremo ad approfondire tra pochissimo con la nostra Valentina Visentin, con un recupero, un avvistamento shock questa mattina in pieno centro a Padova, in Prato della Valle, dove è stato recuperato da un canale il corpo senza vita di una persona. Insieme a Valentina tra pochissimo tutti gli aggiornamenti su questa notizia di cronaca e su un'altra notizia di cronaca proprio di questi ultimi istanti, con una persona caduta da una finestra sempre in centro a Padova. E adesso con la cronaca andiamo ad Eraclea, perché i carabinieri hanno arrestato un 54enne residente a Riccione dopo che un 87enne pensionato di Eraclea, intorno alle 8:30 di domenica, appena uscito da messa, aveva sorpreso questo 54enne insieme ad un complice all'interno della sua abitazione. Il 54enne aveva tentato di tranquillizzare il pensionato presentandosi come un carabiniere, ma vista la risolutezza e la determinazione dell'anziano, l'uomo ha estratto uno spray urticante spruzzandolo sul viso del pensionato e poi spintonandolo per tentare la fuga insieme al complice. Tutta la scena è stata vista da alcuni agenti della polizia locale che hanno iniziato ad inseguire i due malintenzionati, fino a quando uno dei due è stato bloccato da una pattuglia dei carabinieri della stazione di Eraclea. L'uomo è stato bloccato e arrestato. Addosso gli è stata ritrovata la bomboletta di spray urticante che era stata spruzzata appunto sul viso del pensionato, che è stato trasportato all'ospedale con una prognosi di 2 giorni per le ecchimosi riportate. La polizia ha arrestato a Jesolo, e quindi ci spostiamo in provincia di Venezia, dando esecuzione ad una misura cautelare in carcere emessa dal GIP del Tribunale di Venezia, un uomo indagato per il reato di maltrattamenti in famiglia, atti persecutori e violazione di domicilio. L'uomo in più occasioni avrebbe usato violenza fisica e psicologica nei confronti della propria compagna convivente, costringendola al fine di sottrarsi alle violenze ad allontanarsi dall'abitazione della quale risultava proprietaria. Dopo la denuncia della donna, la squadra investigativa del commissariato di Jesolo, dopo una serie di appostamenti, ha proceduto alla denuncia alla procura, facendo scattare il provvedimento restrittivo. L'uomo è ora detenuto nel carcere di Santa Maria Maggiore di Venezia. Andiamo nel Vicentino per raccontarvi di un raid notturno di un ladro che ha depredato diverse auto in sosta. L'intervento immediato della polizia ha permesso di bloccare il malvivente, che aveva ancora la refurtiva in tasca. Arrestato per furto aggravato e trattenuto nelle camere di sicurezza della questura in attesa del giudizio di conferma, un cittadino originario della Costa d'Avorio è stato bloccato dagli agenti delle volanti in via Rossi, dove verso le 4 del mattino erano stati segnalati furti in alcune auto della zona. In particolare un residente aveva assistito alla spaccata del vetro dell'automobile di un amico e riconosciuto il ladro, che si era poi impossessato di alcuni oggetti al suo interno. In effetti i poliziotti hanno poi rinvenuto tra le tasche dell'arrestato svariate carte di credito di proprietà di un vicentino depredato, un martello frangivetro, un coltello multiuso, una torcia e un orologio. Quest'ultimo oggetto riconosciuto dal proprietario di un'auto danneggiata attirato dal trambusto in strada. Controlli
controlli del territorio mirati al contrasto dell'aumento di furti in abitazione a Padova, Villanova di Camposampiero e Cadoneghe. I carabinieri hanno intensificato i servizi perlustrativi nella fascia oraria pomeridiana serale. Sono state perlustrate palmo a palmo le zone residenziali più esposte al fenomeno, identificando 73 persone, controllando 31 veicoli e 2 esercizi commerciali. Denunciati a vario titolo per resistenza pubblico ufficiale, detenzione di stupefacenti, un 17enne e un 21enne tunisini trovati con alcune dosi di cocaina e hashish. E poi c'è un'operazione della Guardia di Finanza di Treviso di cui vi daremo conto tra pochissimo, ma prima parliamo del rapporto di LAV sulle zoomafie in Veneto, in sintesi su quelli che sono stati tutti quei procedimenti che hanno interessato il contrasto di fenomeni di abuso e maltrattamenti di animali. Ce lo spiega meglio la nostra Anna Maria Parisi. Numeri preoccupanti e allarmanti, quelli diramati dal rapporto Zoomafia in Veneto 2023 per l'anno 2022, un'indagine della LAV con il patrocinio della Fondazione Antonino Caponetto, padre dell'antimafia. Con me per parlare della questione Ciro Troiano, criminologo, volontario LAV in questo caso. Buongiorno. Buongiorno. Dunque, numeri preoccupanti, dicevo, perché io qui ho una lista in merito anche al numero degli indagati e vedo che c'è Vicenza capolista con 92 indagati, segue Verona con 81 indagati in Veneto e quindi Padova al terzo posto, quarto posto Treviso e segue poi Venezia e quindi Rovigo e infine Belluno. Numeri che parlano di come gli animali vengano utilizzati clandestinamente dalle mafie. Questo è un rapporto che è stato stilato anche con l'ausilio di tutte le procure del Veneto, ma come è partita questa indagine 5 anni fa? No, da premettere che i dati analizzati riguardano tutte le forme di maltrattamento di animali, anche quelle comuni, quindi non soltanto quelle perpetrate da gruppi organizzati o da vere associazioni malavitose. Analizziamo appunto lo sfruttamento degli animali nelle varie forme più diverse. Questo rapporto nasce appunto con l'intento di analizzare la situazione a livello nazionale e con approfondimenti poi regionali. Adesso qui parliamo del Veneto, ma altrove parliamo di altre regioni. Sicuramente i numeri ci dicono una situazione importante, parliamo nell'intera regione di 673 denunce, quindi sicuramente un numero considerevole, ancorché rispetto all'anno precedente, quindi al 2021, registriamo una diminuzione del 30% dei casi. Questo non significa però che la diminuzione corrisponda a una oggettiva ed effettiva diminuzione delle forme di maltrattamento di animali, ma semplicemente che c'è stata una minore attività investigativa. Ecco, io le chiedo una cosa, ma come vengono utilizzati dalle mafie gli animali e perché? Perché comunque sono una forma di introito di denaro, anche come lavatrice del denaro sporco. Sì, allora non parliamo soltanto di criminalità organizzata, ma la criminalità organizzata ha capito che attraverso varie forme di maltrattamento degli animali, dal traffico di fauna selvatica al traffico di cuccioli, addirittura in alcune zone al bracconaggio, c'è la possibilità di introiti e anche forme di riciclaggio. Basti pensare al traffico di cuccioli, che vede per la sua posizione geografica questa regione una delle regioni più attive, perché abbiamo a che fare con animali che vengono importati clandestinamente dai paesi dell'est e quindi inevitabilmente passano per il Veneto. Appunto vede questo fenomeno una vera e propria diciamo così, macchina di riciclaggio di denaro. Ecco. Senta, in velocità, quali le razze che vengono utilizzate maggiormente dalla criminalità organizzata? Per il traffico di cuccioli, tutti i cuccioli di razza. Questa mania delle persone di possedere un
cucciola di razza, laddove i nostri canili sono pieni anche di cani di razza, perché poi questi animali, una volta che vengono acquistati, la gente poi se ne disfa, li abbandona, vengono abbandonati. Naturalmente il messaggio chiaro che avete lanciato al governo di intervenire nell'immediatezza, come? Ma noi auspichiamo una modifica del sistema di tutela penale degli animali, non soltanto dal punto di vista sanzionatorio, ma dando la possibilità che comunque occorre rivedere le pene e adeguarle alla capacità offensiva di questi crimini, ma dando strumenti maggiori alla polizia giudiziaria, attività investigative, anche a forme di mantenimento degli animali sequestrati, perché una volta che sequestri gli animali, come li fai a mantenere? Non li puoi mettere in un garage tipo una macchina, quindi creare tutto un sistema normativo ma organizzativo che possa permettere appunto la messa in sicurezza dell'animale e garantire loro una vita degna. Grazie, adesso la palla passa naturalmente al Parlamento. Vi avevo anticipato un'operazione della Guardia di Finanza di Treviso che ha identificato e sequestrato 3 tonnellate di sigarette nascoste all'interno di un camion. Spieghiamo meglio i dettagli di questa operazione insieme a Federico Fusetti. Operazione della Guardia di Finanza di Treviso, 3 tonnellate di sigarette di contrabbando sequestrate, il bilancio è di 2 persone arrestate e anche ovviamente il camion che le trasportava è sotto sequestro. Capitano Leonetti, di che operazione parliamo? Si tratta di uno dei sequestri più rilevanti avvenuti su strada di tabacchi lavorati esteri importati in contrabbando nel territorio nazionale. Abbiamo intercettato il mezzo al casello autostradale di Venezia Est e dopo aver analizzato la documentazione di viaggio esibita dai conducenti ci siamo resi conto che dietro un carico di pannelli in faggio erano occultati ben 3 tonnellate di tabacchi che viaggiavano presso una località non ben precisata della regione Campania. Da qui sarebbero stati immessi in consumo nel territorio nazionale in totale evasione d'imposta che abbiamo allo Stato quantificato in circa 570.000 euro tra accisa e IVA evase. Sono state arrestate 2 persone. Abbiamo arrestato i 2 conducenti che sono stati ritenuti responsabili del trasporto illegale e che dovranno ora rispondere del grave reato di contrabbando. Capitano, che riflessione possiamo fare alla luce di questa attività? Il controllo del territorio attraverso un serrato pattugliamento su strada è fondamentale. Questo sequestro dimostra altresì che il territorio veneto è zona di transito dei principali traffici illeciti che interessano il territorio nazionale, questo per la vicinanza al confine italo-austriaco e italo-sloveno. Siamo adesso in grado di collegarci da Padova con la nostra Valentina Visentin per i 2 aggiornamenti di cronaca di cui vi ho parlato. Da un lato il recupero del corpo senza vita di una persona in Prato della Valle, dall'altra una persona che è caduta da una finestra, ma cerchiamo di capire meglio tutte queste vicende con la nostra Valentina Visentin. Buongiorno Valentina. Valentina non sente, via. Mi senti Valentina? Dammi via. Sei in onda. Sì, buongiorno da Padova, siamo in piazza Capitaniato perché pochi minuti fa c'è stato il ritrovamento di una persona che è caduta dalla finestra. Siamo in piazza Capitaniato, è avvenuto nella via Patriarcato, sul posto la polizia che sta cercando di capire se si tratta di un gesto estremo o di una caduta incidentale. Ci hanno appena chiesto di allontanarci perché sono in corso delle operazioni della polizia e quindi i parenti della vittima hanno chiesto
appunto ci hanno chiesto di allontanarci di qualche metro. È una delle notizie di cronaca di oggi su Padova. La mattinata però è iniziata alle 7:40 in Prato della Valle, quando è arrivato l'allarme di una persona che è stata ritrovata all'interno della canaletta che circonda l'isola Memia. Si tratta di una persona straniera, un ragazzo intorno ai 24-25 anni di origine africana. Sul posto la polizia e anche i vigili del fuoco per il ripescaggio e recupero della salma. Non ci sono segni di violenza sul corpo del giovane, ma il pubblico ministero di turno arrivato sul posto ha disposto comunque l'autopsia per cercare di capire se si tratta di un gesto volontario o come si pensa sia più probabile di un malore o di una caduta accidentale all'interno della canaletta, e con le temperature molto fredde di questa notte la morte del ragazzo è stata immediata. Pare sia un ragazzo di origine straniera, sono stati anche ritrovati dei documenti poco lontano, però servirà ovviamente la conferma delle impronte digitali per chiarire tutti i dubbi sulla sua identità. Sul corpo comunque non ci sono segni di violenza. L'allarme è stato dato questa mattina alle 7:40 da un passante che ha visto il corpo senza vita all'interno della canaletta e ha subito avvertito la polizia. Queste tutte le notizie di cronaca da Padova. Restituisco la linea allo studio. Grazie Valentina Visentin, naturalmente se hai ulteriori aggiornamenti chiedici la linea. Continuiamo con la cronaca, ci spostiamo a Vicenza per la vicenda di una coppia di coniugi serbi che avevano deciso di ospitare un loro connazionale per queste festività natalizie, ma la convivenza in breve tempo è diventata intollerabile al punto da essere costretti a chiamare la polizia. Tutto nasce quando l'uomo ospite in casa di questa coppia inizia ad avere pretese sempre più insistenti sugli orari dei pasti, sulla tipologia di cucina presentata appunto in occasione dei pasti, importunando i padroni di casa anche con gli orari di rientro in abitazione a notte fonda dopo le serate trascorse nei locali della città. E dopo l'ennesimo litigio i proprietari di casa hanno chiesto all'ospite di cambiare atteggiamento e successivamente di andarsene, ma di fronte al rifiuto di fare questo da parte dell'uomo sono stati costretti a chiamare la polizia. Il Senato accademico dell'Università di Padova ha approvato la delibera che conferisce la laurea alla memoria per Giulia Cecchettin, la studentessa vittima di femminicidio avvenuto pochi giorni prima della sua laurea. Ora c'è la data, il 2 febbraio sarà conferita a Giulia Cecchettin la laurea in ingegneria biomedica. La decisione è stata presa ieri durante la seduta del Senato accademico dell'Università di Padova, che aveva tra i punti all'ordine del giorno anche la decisione di una data per la cerimonia. Giulia aveva completato con successo il suo percorso universitario, la sua tesi era pronta. Quel maledetto sabato 11 novembre, prima di uscire per andare all'appuntamento con il suo assassino, Filippo Turetta, suo compagno di corso, aveva inviato via email alla sua relatrice la stesura finale della tesi, un elaborato davvero buono, come ci aveva raccontato ai microfoni la professoressa Silvia Todros, che lunedì seguente, mentre le ricerche di Giulia erano appena cominciate, le aveva risposto approvando la tesi e chiedendole di inserire il file nel sistema telematico dell'università, un passaggio che la ragazza non farà mai perché Filippo Turetta l'aveva uccisa sabato notte e poi gettata in un canalone di montagna a Piancavallo. Giulia doveva laurearsi giovedì 16 novembre. I professori della commissione hanno sperato fino all'ultimo di vederla entrare in aula, ma 2 giorni dopo il ritrovamento del suo corpo ha messo fine ad ogni speranza. Quella laurea Giulia aspetta di diritto, ha sempre detto la rettrice Daniela Mappelli. Il conferimento del diploma ai familiari avverrà con una cerimonia il 2 febbraio. Daspo di 5 anni per il tifoso che ha augurato ad una 17enne arbitra di pallacanestro di fare la stessa fine di Giulia Cecchettin. La ragazza, tra le altre cose, frequenta lo stesso liceo frequentato fino al 2021 dalla 22enne uccisa dall'ex fidanzato Filippo Turetta.
Frequenta il liceo Tito Livio nella stessa sezione, occupando lo stesso banco dove sedeva Giulia Cecchettin. Possiamo solo immaginare lo sconcerto e il dolore che ha provato la 17enne arbitra di basket padovana quando dagli spalti un tifoso le ha urlato: devi fare la stessa fine di quella di Vigonovo. L'uomo che ha pronunciato quelle parole inqualificabili è un 50enne di Campo San Piero, papà di un giocatore in campo della squadra dei Gunners Brenta Cittadella. Ora per 5 anni non potrà più mettere piedi in uno stadio, in un palazzetto, non potrà partecipare a nessuna manifestazione sportiva in tutto il territorio nazionale. Daspo di 5 anni, questo è il provvedimento emesso dal questore di Padova dopo le indagini condotte dalla Digos e dalla divisione anticrimine. Quello che è emerso dagli accertamenti svolti dalla Digos e dalla divisione anticrimine che deve far riflettere che il tutto è avvenuto da parte di un genitore che ha usato insulti sessisti nei confronti della ragazzina arbitro, una 17enne, reiterati con riferimenti anche poi ad un fatto, insomma, anche ripeto così, offendendo la memoria di Giulia Cecchettin, in un contesto quello giovanile dove appunto occorre dare l'esempio del fair play, del rispetto delle regole, quindi va bene sì educare i genitori, i giovani, i ragazzi, ma credo che bisogna fare anche tanto per educare i genitori e gli adulti. Gli insulti sessisti e le minacce sono state rivolte alla 17enne domenica 3 dicembre mentre arbitrava la partita di pallacanestro Under 17 Silver tra Camin e Gunners Cittadella. Dopo la denuncia presentata in questura dal papà della direttrice di gara, anche lui ex giocatore di basket di Serie A, il tifoso di Campo San Piero, non nuovo purtroppo ad episodi di questo tipo, è stato anche segnalato all'autorità giudiziaria per i reati di minacce e diffamazione aggravati dall'aver agito nei confronti di una minore in un luogo dove si stava svolgendo una manifestazione sportiva. Frequenta la stessa scuola, la stessa sezione, la stessa aula e sicuramente gli accertamenti da Digo stanno proseguendo, perché poi non è stato solo questo genitore, anche altri con insulti sessisti nei confronti dell'arbitra ragazzina 17enne. Le indagini dunque proseguono per individuare gli altri esagitati che hanno partecipato ai cori offensivi rivolti alla 17enne. Vittima di stalking da parte del suo vicino di casa, una 45enne padovana racconta in un libro la sua storia. Un calvario iniziato nel 2018. Federica Fassina, 45enne padovana, ha smesso ormai di contare i mesi, gli anni e anche le denunce fatte nei confronti di quel vicino di casa che le ha reso la vita un inferno con le sue minacce e i suoi insulti, arrivando anche quasi ad investirla mentre passeggiava con la mamma. Ora il suo stalker, dopo 22 denunce, è stato arrestato. Federica sta ricominciando a vivere, ma ha deciso di raccontare, mettendo nero su bianco, la sua storia. Ero ancora forte, ero ancora la persona che ero prima, quindi quella che si poteva difendere. Pensavo che fossero solo piccoli screzi, magari di vicinato, se così vogliamo chiamarli. Da lì, piano piano, con il passare dei giorni, delle settimane, dei mesi, si sono trasformati in un incubo, in una vita, come dico io, che non è vita. In un caso il vicino l'ha anche minacciata di morte mostrando una corda, dei sacchi neri e poi insulti e gesti volgari. I motivi di tale odio non sono mai stati resi noti. Federica però ha raccolto il suo dolore in un libro, iniziato a scrivere nel 2019 di getto. Ho iniziato a scrivere, questa è una cosa che mi piace dirla, nel momento più buio, quando io ero proprio rinchiusa in casa, non dovevo cercare di inventarmi qualcosa per far passare il tempo, perché per me un minuto era come un'ora. Un'ora era come un giorno e un giorno era come un mese. Cioè il mio tempo non era lo stesso tempo delle persone normali, era come un macigno che dovevo trascinarmi dietro. E mi sono messa a scrivere nelle classiche note del telefono. Con il passare del tempo ho visto che questo scrivere comunque mi prendeva, era come uno scaricare anche, come se fosse un po' il mio diario personale. Dopodiché ho preso questa decisione perché sentivo sempre di più casi. I proventi delle copie vendute vanno in beneficenza allo IOV. Federica ha anche messo a disposizione la sua email e invita le donne a parlare e denunciare. Bisogna stare attenti. Se una cosa sembra un po' strana, se siamo un po' troppo guardate,
magari di tenerlo annotato, di farlo presente a qualcuno e non per puntare subito il dito, perché io ci tengo a sottolineare che non faccio di tutta un'erba un fascio, però di stare un po' attente, dirlo a qualcuno, oppure quando c'è questa persona che gira intorno, di non essere da sole. La Prefettura di Padova ha rilasciato i dati relativi alle persone scomparse in città e in provincia nel 2023. A Padova e provincia sono state 186 le denunce di persone scomparse nel 2023. Di queste, 17 rimangono ancora inserite nella lista delle persone scomparse. 16 sono stranieri che spesso lasciano l'Italia per far ritorno al loro paese d'origine. Questi i dati diffusi dalla Prefettura cittadina nella giornata degli scomparsi istituita nel 2019. C'è parità di genere tra le persone che non si trovano più. Le denunce parlano di 93 uomini e 93 donne. Gli italiani scomparsi sono stati 111, di questi uno ancora è da rintracciare, mentre gli stranieri sono 85. Nel corso del 2023 risultano scomparsi in egual misura minorenni e maggiorenni, 93. Momenti di tensione ieri a Palazzo Bosse dell'Università di Padova. Gli studenti del collettivo Catai Assemblea via Beato Pellegrino volevano entrare nel cortile mentre era in corso il senato accademico, ma sono stati bloccati dalla polizia. La protesta degli studenti ieri pomeriggio davanti al portone d'ingresso di Palazzo Bovis, momenti di tensione tra i manifestanti e gli agenti di polizia intervenuti con una carica di alleggerimento per impedire che gli universitari del collettivo Catai Assemblea di via Beato Pellegrino entrassero nel cortile mentre era in corso la riunione del Senato accademico. Gli studenti in protesta chiedevano alla rettrice Daniela Mappelli di firmare un appello per il cessate il fuoco a Gaza. Il sit-in è continuato poi senza altri momenti di tensione. Gli studenti che hanno tentato di entrare all'interno della sede centrale dell'università però rischiano ora una denuncia per resistenza a pubblico ufficiale. Impossibile prenotare un posto per il rinnovo del passaporto. A raccontarci l'odissea una telespettatrice di Tezze sul Brenta che dopo più di un mese di tentativi ha deciso di chiamare la nostra redazione. Io da fine ottobre cerco anche tramite il comune di Tezze sul Brenta, anche tramite l'online, provare a cercare un appuntamento. Non è affatto possibile. Ho fatto 30-40 accessi con il SPID e non c'è verso di trovare posto. Deve rinnovare il suo passaporto Roxana Bidu, cittadina di origine romena residente a Tezze sul Brenta, per organizzare un viaggio in Norvegia per andare a trovare un'amica. La sua, come quella di moltissimi cittadini, sta diventando un'odissea, perché una volta entrati nella pagina passaporti online della Polizia di Stato succede questo. Quando ci sono le disponibilità dicono che non sono ancora visibili. Quando ci sono visibili esce errore pagina ed è finita là. E non si può prendere mai un appuntamento purtroppo, allora uno non ha la possibilità di prenotare. Un viaggio che va organizzato per tempo, ci spiega. Io faccio la badante e purtroppo per poter andare via per un tempo di un mese io devo dare un preavviso. Il preavviso non lo posso dare perché se non so neanche quando avrò il passaporto, non so neanche quando potrò andare via. Ha scritto una mail anche al commissariato di Bassano. Qual è stata la risposta? La risposta ha detto che loro non ci possono fare niente, spiegando anche la mia situazione di badante, del preavviso, di tutto il resto, e mi hanno detto che gli appuntamenti si prendono solo online e in qual caso che loro avranno un appuntamento preso da me, faranno in modo di darmelo prima possibile, però intanto lo devo prendere online e non c'è altro da fare. Ma online non c'è verso. La politica con lo scontro sempre più acceso tra Zaia e Tosi sul terzo mandato. Il governatore dopo l'attacco del coordinatore di Forza Italia dice non rispondo ad un segretario. Il numero 1 degli azzurri mostra un video di 7 anni fa in cui Zaia ricordava con soddisfazione il blocco dei mandati degli assessori regionali.
Prove tecniche di disintegrazione di un'alleanza che mette a rischio l'intero centrodestra. Forza Italia da una parte e Lega dall'altra. Ore 12 circa, Palazzo Balbi. Luca Zaia viene chiamato a commentare il durissimo attacco dell'alleato regionale Flavio Tosi sul terzo mandato. 24 ore prima il deputato azzurro era stato lapidario. Incoerente, da presidente di regione mise il blocco di 2 mandati agli assessori, ma lui vuole governare per sempre. All'inizio Zaia nicchia velenoso. Mi perdoni, io non replico, a un segretario deve replicare un segretario. Io trovo strano che un sindaco che può fare solo 2 mandati invece può stare tutta la vita in Parlamento. Poi, ribadendo il concetto, guarda al passato. Quando io ero presidente di provincia, io sono stato eletto direttamente dal popolo, c'era ancora l'elezione diretta, ho sollevato anche allora questo problema, perché lo trovo assurdo. Ma quasi in contemporanea il numero 1 di Forza Italia in Veneto spedisce un'altra durissima nota, tornando sull'accusa di incoerenza, e stavolta allega un video datato marzo 2016, un intervento di Zaia, già presidente, durante la trasmissione di Rete 4, Quinta Colonna. Mai nessuno lo dice. In Veneto, su mia volontà, è stato introdotto anche nello statuto il blocco dei mandati. Uno fa 2 mandati, poi a casa. E penso che questo sia un bel segnale. È la forza dei social di oggi. Quando uno dice una cosa, io non l'ho cercata, mi è arrivata, perché quando uno dice una cosa gli torna prima o poi. Se sei coerente ti torna positivamente, se sei incoerente ti fai male. Lui stesso aveva detto che per combattere la casta bisognava mettere il limite ai 2 mandati. Adesso ha cambiato idea, è legittimo cambiare idea, però faccio notare il fatto che appunto abbia cambiato idea nel frattempo. Una guerra di parole e video che ormai non può non lasciare ferite molto profonde nel centrodestra, chiamato a preparare europee, amministrative e regionali. La rottura tra Lega e Forza Italia sembra alle porte. Nella frase di Zaia ad un segretario, risponde un segretario, è evidente il richiamo al numero 1 del Carroccio Veneto, Alberto Stefani, che nel pomeriggio di ieri ha lanciato una sorta di ultimatum a Forza Italia, mentre Tosi, ospite a Ring, non molla e rilancia. Non c'è assolutamente bisogno di questi attacchi, noi andiamo avanti, la Lega va avanti, fa quadrato intorno al presidente Luca Zaia. Nel momento più delicato, il numero 1 Veneto del Carroccio fa da scudo a Zaia. Da segretario a segretario, come aveva chiesto poche ore prima il governatore a Palazzo Balbi, il messaggio è diretto al suo omologo azzurro. Forza Italia deve decidere cosa vuole fare. Comportarsi da alleati significa dimostrare lealtà e soprattutto collaborazione. Per noi il centrodestra deve lavorare unito. In ballo troppe sfide per rompere l'alleanza con Fratelli d'Italia, peraltro alla finestra. Ma Tosi non si scompone e sottolinea un vulnus che sta alla base dei rapporti tesi tra le parti. Noi siamo fuori dal governo regionale e quindi ci prendiamo anche il diritto di muovere delle puntualizzazioni, perché appunto Zaia ha scelto che Forza Italia, pur essendo in maggioranza, non faccia parte del governo della Regione Veneto. In ballo dunque c'è anche quell'assenza di un forzista in giunta che il partito di Tosi vede come fumo negli occhi e che potrebbe essere colmata a breve con il passaggio di Giampaolo Bottacin dal Carroccio agli azzurri. Intanto Stefani torna a difendere Zaia lanciando anche una frecciata velenosa ricordando l'ultimo governo Galan. Io vorrei ricordare che il Veneto viveva un momento di grosse difficoltà in quel periodo e Zaia ha saputo garantire a questa regione uno standing straordinario. Nel male e nel bene, ricorda invece Tosi, fu un periodo di grandi opere e di una sanità decisamente migliore. C'è un dato oggettivo che riguarda il sistema sociosanitario. Oggi la regione Veneto non è più fra le 3 regioni benchmark, c'è dentro la Puglia per dire, che erano le regioni di riferimento per la qualità del sistema sociosanitario. Schermaglie che non sembrano destinate a fermarsi, mentre il coordinatore di Forza Italia non ha dubbi sul futuro di Zaia. La mia opinione è che Luca Zaia si candida alle europee e con questo farebbe un servizio positivo per la Lega. Ipotesi che un leghista duro e puro e non tenero con i vertici come Roberto Marcato considera una pugnalata. Per me sarebbe una delusione. Io sono abituato a rapportarmi con uomini di parola. Sì. Ho sempre pensato che lui sia così. Se lui dovesse candidarsi, romperebbe un patto che ha fatto con i veneti. Ha sempre detto il contrario, si candida liberissimo, io lo sarei particolarmente deluso.
Treviso è stata inserita nella lista delle 10 finaliste per il titolo di Capitale Italiana della Cultura 2026. Il Ministero della Cultura ha diramato questa mattina la short list delle candidate che vede, oltre a Treviso per l'appunto, anche Agnone, Alba, Gaeta, L'Aquila, Latina, Lucera, Maratea, Rimini e Val di Chiana. Una bellissima notizia per la nostra città, ha detto il sindaco di Treviso Mario Conte, che ora dobbiamo lavorare a testa bassa per convincere la giuria della bontà del progetto dei sensi della cultura, titolo del nostro dossier. Dobbiamo fare rete ed essere un'unica squadra coesa insieme al comitato promotore e a quello patrocinatore e sostenitore che riunisce tantissime realtà del nostro territorio. Dobbiamo cogliere questa grande opportunità promuovendo questo percorso come gli Stati Generali della Cultura trevigiana. L'audizione pubblica di Treviso davanti alla giuria è in programma per il 5 marzo 2024. La proclamazione della Capitale Italiana della Cultura avverrà poi entro il 29 marzo 2024. Ci fermiamo per la pubblicità tra poco. Rieccoci in diretta. Un ottantenne che si era allontanato 2 giorni fa da Padova è stato rintracciato la scorsa notte mentre camminava lungo via Flaminia in direzione Ancona. Lo ha notato una pattuglia della polizia stradale. Dagli accertamenti è emerso che si trattava di un anziano fuggito da Padova, dove si erano concentrate inizialmente le ricerche. Era in stato confusionale e non ha saputo spiegare come è arrivato nel capoluogo marchigiano. È stato trasportato a bordo di un'ambulanza della Croce Gialla in ospedale e dalla polizia stradale al pronto soccorso dell'ospedale geriatrico, ma le sue condizioni insomma sembrano buone. E adesso una notizia che introduce il tema che andremo tra poco ad affrontare con la nostra prima ospite. Andiamo in montagna, dove chiaramente la situazione è a sé rispetto al resto della regione. Costi alle stelle e personale introvabile, i rifugi storici chiudono d'inverno. Rifugi che spesso erano meta anche per trascorrere qualche giorno durante le festività natalizie, spesso anche per celebrare e festeggiare l'arrivo del nuovo anno, ma che in molti casi sono costretti a chiudere proprio perché i costi sono sempre più elevati e il personale è sempre poco. E allora dalla montagna scendiamo in pianura. Saluto e ringrazio Federica Luni, presidente Appe Padova. Buongiorno Presidente, grazie per essere con noi. Buongiorno, grazie a voi. Allora, questa è la situazione per quanto riguarda i rifugi di montagna. Veniamo alla situazione dei ristoranti, dei locali per queste festività natalizie. Sappiamo come spesso le famiglie decidano di trascorrere il Natale o il Capodanno organizzando dei cenoni o dei pranzi in famiglia proprio nei ristoranti. Che 2023 sarà da questo punto di vista per voi? Abbiamo appena fatto un sondaggio tra i nostri associati e siamo orgogliosi di affermare che per fortuna siamo già quasi tutto esaurito, quindi ben oltre 1200 locali dislocati tra Padova e provincia hanno già il sold out. Questo è un dato molto confortante perché, inutile dirlo, i pubblici esercizi vengono da periodi molto bui e quindi questo 2023 si preannuncia come un ritorno alla normalità, un ritorno alla famiglia e una voglia anche di andare fuori casa e farsi trovare tutto pronto. Quindi possiamo dire che si ritorna a quei numeri pre-Covid che sono un po' un fanalino di riferimento per voi, per i locali. Sì, perché il Covid segna proprio un punto di non ritorno e ci confrontiamo sempre a che cosa c'era nel 2019. Quest'anno per fortuna i dati al momento sono molto confortanti. Un altro dato che fa riflettere è che il numero di persone medie che hanno prenotato nei locali è 8 persone, dai 6 a 8 persone. Questo vuol dire che la famiglia si allarga come era una volta, con i parenti più prossimi, i nonni piuttosto che gli zii, fratelli, nipoti. Quindi è un dato veramente molto confortante e ottimistico. Quindi nonostante l'inflazione, nonostante gli aumenti anche delle bollette, di tutta quella che è la quotidianità, non si rinuncia, come diceva giustamente lei, a festeggiare il Natale, il Capodanno, insomma le festività, trovando tutto pronto e quindi senza la fatica di dover preparare per la propria e magari anche una famiglia più allargata.
Sì, sono cambiate in un certo senso le abitudini, magari pur di trovare pronto appunto durante le festività, si rinuncia ad uscire magari tra settimana, nei giorni prima del Natale. Ciò non toglie che veramente i dati che abbiamo per la vigilia di Natale e per Natale sono veramente confortanti. Addirittura il consumatore sceglie il menù fisso proposto da ristoratore. Questo è un indice molto positivo perché vuol dire che ci si fida del ristoratore, sia della competenza che anche della struttura stessa a cui ci si affida. Chiaramente cambia da locale a locale anche da quello che è il menù, ma mediamente quanto si potrebbe spendere per un pranzo, una cena di Natale? Concentrato sul pranzo della la cena della vigilia e il pranzo di Natale, il prezzo medio si aggira tra i 40 e i 60 euro a persona. Quindi siamo in linea addirittura come prezzi al 2019. Ci sono stati, appunto, stiamo parlando di 4 anni fa, ma dei ritocchi che non arrivano all'8%, quindi veramente dei ritocchi molto inferiori a, come accennava lei, all'inflazione generale. Ecco, nonostante però gli aumenti che anche gli stessi ristoratori devono affrontare tra energia, gas, ma anche insomma i beni che poi vengono cucinati, perché insomma tutti andiamo a fare la spesa e sappiamo bene quanto siano aumentati anche i beni di prima necessità. Infatti, come le dicevo io prima, diciamo che i ritocchi del prezzo del menù fisso proposto dai ristoranti di Padova e provincia sono ben al di sotto di tutti gli aumenti che abbiamo affrontato in questi anni. Le bollette adesso si sono ridimensionate, ma sono ben al di sopra di quello che erano fino a 2 o 3 anni fa. Le materie prime, soprattutto per quello che riguarda i prodotti freschi, continuano ad aumentare un po', ma non solo aumenti causati dall'aumento delle bollette, passi il termine, ma anche aumenti generati dalla carenza proprio delle materie prime a causa di o alluvioni o troppa pioggia o troppa siccità. Tutto questo influisce sul prezzo del prodotto fresco che il ristorante usa come materia prima di qualità. E come si riesce a far quadrare i conti tra questi aumenti e comunque invece dei prezzi proposti ai propri clienti che rimangono, se non invariati, comunque con un lieve incremento? Beh, ogni esercente fa i conti a casa sua, quindi in questo caso è difficile generalizzare, le dico la verità. Si cerca di stringere la cinghia, di limitare i giorni di apertura, per esempio, piuttosto che eravamo abituati, siamo arrivati alla fine 2019, dove eravamo abituati ad avere sempre aperti tutti i locali 7 giorni su 7, dalla colazione a notte inoltrata. Adesso si è ripreso a fare il giorno di chiusura, anzi molto spesso i giorni di chiusura, quindi concentrando l'affluenza della clientela in 4-5 giorni alla settimana. L'anno scorso avevamo raccontato anche ai nostri telegiornali di ristoranti che si erano trovati costretti a tener chiuso anche proprio durante il periodo delle festività perché c'era difficoltà di reperire quel personale che sarebbe stato necessario avere per far fronte anche proprio alle prenotazioni, ad una clientela maggiore proprio per le feste di Natale, vuoi Capodanno, vuoi Natale, vuoi insomma i vari appuntamenti festivi. Quest'anno si ripropone questo problema e quindi la difficoltà di trovare quel personale in più necessario proprio per dare un servizio all'altezza ai clienti? Assolutamente sì, purtroppo anche quest'anno il 20% degli intervistati nel nostro sondaggio ha dichiarato di dover tenere chiuso il giorno di Natale perché non riusciva a garantire un servizio costante. Ma attenzione, qui giocano molti fattori, non ultimo le malattie e le influenze di questo periodo, Covid o non Covid, sempre un'influenza è, se ti manca, passi il termine, una pedina nel tuo ambiente di lavoro in cui il servizio è la parte determinante della tua accoglienza come ristoratore, sei in difficoltà e quindi ti trovi a dover fare i conti anche con questa problematica qua, questa incertezza e quindi tante volte si preferisce purtroppo tenere chiuso. Quindi in questo momento si sta registrando un picco dell'influenza per quanto riguarda queste attività?
come dappertutto, tutte le attività. Tutti quanti, insomma, anche all'interno delle nostre famiglie. Esattamente, però mentre nel pubblico esercizio molto spesso sono attività familiari in cui i dipendenti oscillano dai 3 ai 10, oltre a quelli a chiamata, in questo caso sostituire una persona al volo il giorno prima o il giorno stesso diventa veramente un problema e tante volte non ce la si fa. C'è, anche perché insomma manca poi, almeno da quello che ci raccontano i suoi colleghi, manca la disponibilità poi di nuove figure di mettersi al lavoro ancora di più durante le festività natalizie. Quindi le chiedo se in questo sondaggio o comunque parlando con i suoi colleghi avete rilevato questa difficoltà a trovare personale proprio perché manca la voglia di sacrificarsi, lo mettiamo tra virgolette, magari durante le festività, magari di sera, quando soprattutto magari i più giovani preferiscono passare le loro giornate in modo diverso. Purtroppo col Covid si è cambiata la percezione e la concezione del tempo, il tempo tuo, il tempo che tu ti vuoi dedicare oltre a quello con cui lavori. E questo soprattutto per i pubblici esercizi è un grossissimo problema, perché noi aiutiamo la gente a festeggiare e quando è che la gente festeggia? Nelle feste comandate piuttosto che gli orari serali. E purtroppo mentre una volta il lavoro del ristoratore e del cameriere veniva considerato proprio un lavoro fisso, uno scopo nella vita quasi, adesso viene considerato come un ripiego, un lavoro proprio a chiamata e questo veramente destabilizza veramente il lavoro del ristoratore serio, il ristoratore che tiene aperto e che vuole accogliere in una determinata maniera i clienti. Quindi effettivamente soprattutto i giorni di Natale non si trova personale di servizio, si fa molta fatica. Quella di tener chiuso a Natale, a Capodanno, Santo Stefano è una decisione davvero estrema, perché pensiamo che sono i momenti dell'anno in cui anche si guadagna di più, però le circostanze portano a queste scelte spesso così, appunto, ripeto, estreme. Sì, ma anche perché il contratto collettivo per i pubblici esercizi garantisce in qualche modo questo sacrificio, come diceva lei, per il lavoratore festivo. Tenga presente che c'è lo straordinario, c'è il supplemento lavoro notturno, c'è il supplemento lavoro festivo, cioè viene tutto contrattualizzato. Quindi effettivamente chi sceglie di lavorare il giorno festivo, insomma, sa che non viene trattato come un giorno normale, quindi si porta a casa qualcosa in più. Nonostante ciò si fa veramente fatica a trovare personale per questi giorni. Però insomma il dato confortante e importante è questo tutto esaurito per quanto riguarda i ristoranti di Padova e della provincia, e quindi insomma questo ritorno ad una normalità che era mancata per tanti anni a causa del Covid. Grazie davvero Presidente per averci fatto questo punto della situazione, quindi naturalmente a lei e a tutti i suoi colleghi buon lavoro, perché saranno giornate molto intense di intenso lavoro. Grazie e buone feste. Grazie a voi, buona giornata. Grazie a Federica Luni, Presidente Appe Padova, per averci raccontato di questo ritorno ai livelli pre-Covid, quindi al 2019 per quanto riguarda le prenotazioni, ma allo stesso tempo luci e ombre rappresentate dai costi e dalla difficoltà di trovare personale, soprattutto in questo periodo dell'anno che è in qualche modo condizionato anche dalle influenze, dai nuovi casi Covid, e quindi la scelta spesso forzata per i ristoratori di chiudere i propri ristoranti nel periodo natalizio perché manca quel personale necessario a dare il servizio giusto ai propri clienti. Torniamo adesso alla cronaca. In appello l'omicidio di Borgo Capriolo a Treviso. Branko Đurđević, accusato di aver ucciso lo zio Gioco e aver tentato di ammazzare anche 2 suoi parenti, si è visto ridurre la condanna da 29 a 23 anni.
Oltre allo zio Domenico Đurđević, il 38enne Branko Đurđević non tentò di uccidere anche la moglie della vittima, Vera Ola, e il genero Giampiero Petricciolo. Lo hanno stabilito i giudici della Corte d'Appello di Venezia, accogliendo il ricorso presentato dall'avvocato difensore Alessandra Nava. Cadono dunque 2 pesanti imputazioni per i fatti di Borgo Capriolo dell'8 febbraio 2021, costati a Đurđević una condanna a 29 anni di reclusione, pena ridotta in appello a 23. Noi già in primo grado avevamo sostenuto, avevamo evidenziato che non vi era alcun elemento che potesse suffragare questa contestazione supplementare, rispetto a quella di omicidio. Naturalmente aspettiamo le motivazioni della sentenza che verranno pubblicate fra 45 giorni. La riduzione dei 6 anni credo che riconduca comunque in termini di proporzionalità rispetto alla contestazione principale, che è quella dell'omicidio volontario e poi dell'arma clandestina, dell'utilizzo dell'arma stessa, però le ragioni dell'impugnazione erano anche altre. La parte civile aveva chiesto la reintroduzione dell'aggravante della premeditazione per il delitto di Joko Đurđević, ma l'istanza è risultata inammissibile. Altri passaggi relativi a nuovi testimoni e perizia balistica li ha chiesti la difesa senza riscontro, ma per l'avvocato Nava l'esito dell'udienza d'appello rimane comunque soddisfacente nell'ottica di definire davvero cosa accade quel pomeriggio. Prendiamo atto che un altro tassello è stato messo al suo posto rispetto alla prospettazione difensiva iniziale, che è stata quella di non aver avuto alcuna volontà omicidiaria e neanche di ferire o tentare di uccidere nessun altro. Furti in abitazione, 2 colpi in serie sono stati messi a segno a Campagnari di Tezze sul Brenta, dove i residenti in un appartamento si sono trovati faccia a faccia con i malviventi, come ha segnalato un nostro telespettatore. Faccia a faccia con i ladri è la disavventura vissuta nei giorni scorsi da una coppia che vive in un appartamento di Campagnari di Tezze sul Brenta. A raccontarlo alla redazione di Rete Veneta è un nostro telespettatore che ha inviato una segnalazione al numero WhatsApp 340 321 8379. Le vittime sono i vicini di casa, una signora anziana che vive in una villetta e la coppia che abita in un appartamento del suo condominio, che al rientro in casa poco prima delle 20 si è trovata faccia a faccia con il ladro, come il nostro telespettatore ci racconta al telefono. Ha cominciato ad urlare, il marito della signora anch'egli ha urlato e ha tentato di inseguire il ladro che fuggendo anche verso un cacciavite che è servito per aprire gli infissi. Sul posto sono intervenuti i carabinieri che hanno avviato le indagini. Numerosi danni in casa, ingente anche il bottino, circa 5.000 euro. A crescere la grande paura di non sentirsi sicuri in casa neppure all'ora di cena. Agiscono in Altramonto e in orari comunque sia dove la gente comunque è presente o nelle case, nelle proprie abitazioni o comunque sia sta rientrando, quindi sì, c'è preoccupazione. Vittime di reato, 12 persone in 3 mesi si sono rivolte allo sportello di accoglienza, cura e supporto a servizio di tutta la provincia di Vicenza, tra le truffe ricorrenti quelle emotive. Sono state 12 le persone che in 3 mesi dall'apertura si sono rivolte al Centro per l'accoglienza, la cura e il supporto alle persone vittime di reato di Vicenza. Servizio che fornisce ascolto telefonico, accoglienza, supporto emotivo, informazioni legali e orientamento ai servizi del territorio. Dei primi 12 utenti che hanno avuto accesso, il 70% sono donne, l'età media tra i 40 e i 45 anni, e i motivi per cui si sono rivolte allo sportello di via Porto Godi hanno riguardato aggressioni, separazioni difficili e truffe emotive. Truffe emotive cosa si intende? Significa che alcune persone appunto hanno dei legami affettivi molto forti con altre, però poi succede, come dire, che vengono sottratte economicamente, vengono manipolate, vengono raggirate e magari appunto hanno avuto di furti, delle sottrazioni di soldi dai conti, ecco, senza saperlo. Ecco. Si usa questo termine perché le persone sono molto legate
effettivamente fanno fatica a rendersi conto e magari anche a denunciare perché non vogliono credere, insomma, alla situazione. La vittima di reato è una persona che ha subito un danno anche fisico, mentale o emotivo o perdite economiche causate direttamente da un reato. Il centro, gestito da Tangram, che partecipa al tavolo della giustizia riparativa ed è finanziato da Cassa delle Ammende dalla Regione, si avvale di figure diverse che vanno da psicologi a legali a educatrici. Uno sportello per tutte le vittime di reato, a prescindere dal tipo di reato, che vuole essere un punto di accoglienza, un punto informativo, un punto dove le persone possono rivolgersi per capire se sono vittime di reato, avere informazioni legali, avere un supporto psicologico e cercare appunto di poter anche affrontare la situazione che stanno vivendo. La diocesi di Padova lancia l'allarme, sono circa 60 le scuole paritarie tra asili e scuole dell'infanzia che rischiano di chiudere nei prossimi anni. Noi non vorremmo chiudere perché siamo anche consapevoli della ricchezza che possiamo dare, del contributo che possiamo dare ad un territorio, un contributo sociale, contributo anche per la vita religiosa, questo qui dobbiamo riconoscerlo, anche se non è necessariamente questo l'obiettivo primo. Il primo obiettivo è quello di servire questo territorio. Se chiudiamo è perché siamo costretti a chiudere, considerando anche contesti territoriali più ampi rispetto a quello di una singola parrocchia. Questo l'appello della Curia Padovana: costi di manutenzione in aumento, incertezza dei contributi pubblici, denatalità e carenza di personale, i fattori che mettono a rischio le scuole dell'infanzia gestite dalla diocesi. 215 strutture dislocate su 5 province: Padova, Belluno, Treviso, Venezia e Vicenza. Circa 60 sono a rischio chiusura, 2 di queste chiuderanno già dal prossimo anno. Quando si tocca la vita di una scuola si tocca sempre il contesto, non soltanto la scuola ma anche la parrocchia che già si impegna molto, il comune dove è collocata la scuola e quindi c'è un problema che riguarda i dipendenti, un problema che riguarda il contesto, soprattutto nelle realtà montane, il contesto complessivo dell'ambiente. Per cui noi stiamo in questo momento cercando di chiedere una maggiore attenzione perché possano sussistere questi servizi alle nostre famiglie. Peculiarità del Veneto: le scuole dell'infanzia parrocchiali compongono il 45% degli istituti regionali, rappresentando nella fascia 0-6 addirittura il 60%. Gli istituti nelle zone più periferiche sono quelli più a rischio. Ravviserei queste problematiche soprattutto nella bassa padovana e nelle zone montane. Fondamentale ora ridare valore a queste scuole. E la soluzione sarebbe quella che venisse riconosciuto il valore della scuola paritaria, della scuola materna, che è un servizio pubblico che segue gli stessi standard delle altre scuole, sia di carattere strutturale che di carattere educativo e progettuale, e quindi offre un servizio che è effettivamente fatto a nome anche dello Stato. È a rischio il servizio della SEAS Ambulanze di Comelico Cadore che opera a supporto della base del SUEM 118 di Pieve di Cadore. Se entro la fine dell'anno non arriverà l'accreditamento della Regione, SEAS dovrà obtorto collo fermare le sue 3 ambulanze. Non abbiamo avuto risposta dalla Regione Veneto ancora, già 1 anno e mezzo che stiamo aspettando una risposta, dopo averli sollecitati parecchie volte con mail e telefonate. Senza accreditamento regionale, SEAS Ambulanze Comelico Cadore rischia di vedersi stoppare senza apparente motivo il servizio di supporto che viene svolto ininterrottamente sul territorio da 45 anni, in supporto sia alla centrale operativa del SUEM di Pieve di Cadore che per il trasporto secondario per le persone che hanno necessità. La data che SEAS guarda con apprensione è quella del 31 dicembre, fino ad oggi dalla Regione per il tramite di Azienda Zero solo silenzio. Non puoi esercitare quello che fai, cioè il volontariato in ambulanza, senza l'accreditamento della Regione Veneto, quindi è una specie di patentino che viene dato alle associazioni, serve l'accreditamento, però così noi ad oggi non sappiamo ancora nulla. Il timore più che fondato è che all'esperienza pluridecennale dei volontari bellunesi che lavorano fianco a fianco con il sistema sanitario si voglia optare per l'appalto del servizio a cooperative o società esterne a scapito del territorio. Fa del male in primis
al malato, al paziente, alla persona che ha bisogno di questo servizio e che non potrà averlo perché magari dietro c'è una figura a cui magari non ha altri interessi e quindi mettono da parte un po' le associazioni che fanno questo lavoro e ce ne sono tantissime associazioni, Felice Belluno ce ne sono e che lo fanno diciamo col cuore perché siamo volontari, non siamo professionisti, siamo volontari, lo facciamo a titolo gratuito in tutto e per tutto. Il presidente della SEAS ha contattato personalmente sindaci e rappresentanti politici per capire se vi è modo di sbloccare la situazione. Non lasciateci soli, l'appello di Fabrizio Sarenti. Un appello alla persona che in questo momento ha le nostre pratiche in mano. Si metta la mano sulla coscienza e provi magari a pensare che domani o un domani potremmo andare a prendere un suo parente che ha estremo bisogno e non c'è un'ambulanza per non andarlo a prendere. Ecco, io spero veramente che qualcosa si muova e veramente stiamo incrociando le dita perché non ci resta altro, veramente non ci resta altro. È il momento di fermarci per la pubblicità, tra poco. Rieccoci in diretta. Le proposte del vicepresidente del Consiglio veneto Nicola Finco sulle necessità sanitarie di molte famiglie venete sono state inserite nel bilancio della regione. Da una parte il farmaco salvavita per bambini diabetici, dall'altra lo screening neonatale per l'atrofia muscolare spinale per tutti i nuovi nati in Veneto. 2 proposte di grande importanza per tante famiglie, 2 ottimi risultati per i veneti. Avevo presentato 2 importanti mozioni. La prima riguardava il Baqsimi, che è un importante farmaco salvavita per i bambini diabetici. Avevo chiesto di renderlo gratuito dopo che l'AIFA l'aveva declassificato dalla fascia A alla fascia C. E l'altra mozione riguardava l'estensione dello screening neonatale per la SMA per tutti i bambini nati in Veneto. Le proposte del vicepresidente del Consiglio Veneto hanno trovato un'immediata risposta positiva da parte della Giunta regionale. Oggi, proprio nella fase di discussione del bilancio, la Giunta regionale ha dato la prima importante risposta, quindi sono particolarmente felice perché sono stati stanziati i primi 700.000 euro, quindi possiamo dire che tutti i bambini in Veneto che utilizzano il Baqsimi potranno averlo gratuitamente, quindi insomma questo penso sia veramente una risposta importante a tutte le famiglie. Il farmaco salvavita inserito nella lista dei medicinali a pagamento dall'AIFA sarà quindi coperto dalla regione, ma non è di minore importanza lo screening neonatale sull'atrofia muscolare spinale. È una malattia molto debilitante e quindi sappiamo benissimo che se si interviene fin dai primi giorni di vita si può migliorare le condizioni di questi bambini. Quindi il Veneto anche questa volta ha dimostrato di essere all'avanguardia, ma soprattutto di essere vicina alle persone malate e ovviamente a chi veramente ne ha bisogno. Sono terminati i lavori di restauro e consolidamento di Palazzo Ducale a Venezia, un intervento necessario anche in virtù dei cambiamenti climatici. 2.800.000 euro, 18.000 ore di lavoro. Sono terminati i lavori di restauro e consolidamento di Palazzo Ducale. Un intervento iniziato ad aprile 2022 e ritenuto necessario soprattutto con i cambiamenti climatici in corso, come evidenziato dall'architetto capogruppo della direzione dei lavori. Interventi di restauro e di consolidamento di un livello molto alto, non solo per la grande qualità degli interventi che sono stati fatti, ma anche per un modo di procedere da un punto di vista di cantiere direi unico e che potrà essere anche copiato per altri interventi monumentali. E questo perché? Perché il cantiere si è mosso attraverso delle fasi che sono state 4, partendo dal lato verso Ponte della Paglia, per poi ultimarsi sul lato della Basilica di San Marco. In modo da evitare qualsiasi compromissione della funzione della piazza, garantendo così la possibilità di visitare il museo. Al centro dei lavori il coronamento superiore dell'edificio con i suoi 234 merli, 128 guglie e 4 tabernacoli, ma anche il rivestimento esterno delle facciate, utilizzando una tecnica radar che ha permesso di individuare le pietre più profonde e materiale inorganico senza l'uso di prodotti acrilici.
Credo che venga consegnato alla città un edificio non solo ristrutturato, messo a norma anche rispetto a tutta quella che è la parte sismica, ma anche ripulito e quindi assolutamente apprezzabile da parte della città e anche dei visitatori. Viabilità bellunese sotto la lente, prossimamente sul tema un incontro al Ministero delle Infrastrutture. La provincia di Belluno ha fame di infrastrutture, di strade moderne e sicure per i residenti e i turisti che, specie in stagione, sono costretti a code interminabili di ore per percorrere poche decine di chilometri. 51 di Alemagna, 203 a Gordina o 251 della Val di Zoldo. Sono questi i veri nodi cruciali della viabilità bellunese e su questi presto sarà aperto un tavolo al Ministero delle Infrastrutture. Faremo il punto della situazione sulle varianti che sono in corso di realizzazione, quelle di Valle, Tai e San Vito. Il tema legato alle due grandi varianti olimpiche che sono quella di Longarone, che sta chiudendo l'iter autorizzativo di valutazione di impatto ambientale, e quella anche di Cortina, soprattutto una parte indispensabile da realizzare prima dei giochi. L'occasione di poter parlare con il ministro Matteo Salvini è arrivata ieri alla posa della prima pietra del collegamento ferroviario fra la stazione di Mestre e l'aeroporto Marco Polo di Venezia, a cui Padrin ha preso parte come vicepresidente dell'Unione delle Province del Veneto. Sul tavolo del MIT Padrin porterà il tema della 203 a Gordina, che è un asse strategico della viabilità bellunese. Chiederò al governo uno sforzo per riuscire ad intervenire, perché per noi è vitale, soprattutto legata a Luxottica, ma a tutto l'Agordino, che ha bisogno di una strada sicura e non a intermittenza. C'è poi la questione delicata della 251 della Val di Zoldo. Bisogna mettersi attorno a un tavolo, ragionare, cercare di capire che finanziamenti ci sono, i progetti da realizzare. Insomma, siamo in una fase che però era importante iniziare un'interlocuzione che per noi è strategica e fondamentale. Quanto è importante il collegamento ferroviario annunciato che direttamente dall'aeroporto di Venezia arriverà a Calalzo? Quello è un altro tema che secondo me è importante. Noi abbiamo bisogno di infrastrutture, purtroppo l'abbiamo toccato con mano in maniera molto forte domenica, con questo rientro eccezionale dove ovviamente la gente è rimasta in macchina per ore e ore, e mi rendo conto che è sicuramente snervante, però non è facile in questo momento trovare soluzioni alternative. È chiaro che tutte le infrastrutture che possono essere realizzate, anche il treno che possa arrivare a Calalzo, è un vantaggio per cercare di togliere i veicoli sulle strade e cercare di migliorare quella che è un po' la qualità della vita dei turisti che vengono nelle nostre Dolomiti. E adesso voglio raccontarvi la storia di Arianna, e ad aiutarmi ci sarà suo marito Valeriano Lora. Buongiorno Valeriano, grazie per essere con noi. Buongiorno Francesca, buongiorno a tutti i telespettatori. Allora, Arianna è una moglie, mamma, una donna dal sorriso contagioso, perché Valeriano nel libro che ha dedicato a sua moglie per raccontare il suo coraggio di come ha affrontato una malattia devastante che se l'è portata via giovanissima con due figlie, due bimbe ancora piccole, scrive: Arianna era un sorriso che partendo dalle labbra si irradiava a tutta la sua persona e finiva con l'illuminare anche tutti coloro che la incontravano. Lo ha sempre fatto dalla prima volta che l'ho vista in un fine dicembre di 24 anni fa, all'ultimo istante in cui è stata qui. La sua energia vitale, il suo essere incapace di fermarsi, il suo desiderio di fare, scoprire, leggere, studiare, parlare, vedere, le hanno permesso di vivere un'esistenza piena e completa, sebbene non lunga. Perché lei, Valeriano, dice che quando racconta e parla di sua moglie e della malattia che l'ha devastata, io ho letto il libro, non nascondo di non essere riuscita a trattenere le lacrime, perché nel dolore di quello che ha affrontato Arianna, che ha affrontato lei, tutta la vostra famiglia, le vostre bambine, non è mai mancato il sorriso, la forza di fare anche una battuta anche nel momento più drammatico. Questa era Arianna. Sì, assolutamente, sì, era questo. Sì, assolutamente. E lei ha detto che ha voluto raccontare la sua storia e il suo calvario vissuto nella malattia, ricordandola però sempre con il sorriso. Cioè lei non riesce a non pensare ad Arianna non sorridente. Proprio così, sì. Perché? E infatti, sì, prego. Nel libro ho messo proprio il sorriso luminoso di Arianna, sì.
Chi era Arianna? Ma no. Valeriano? Ma è una persona normalissima, umilissima, che durante la sua vita dalla sua vita ha avuto tanto, come ho avuto io, tanto, e purtroppo le è capitata questa malattia, ma l'ha affrontata con coraggio e nel miglior dei modi. E quindi ho pensato di scrivere questo libro. Sì. Prego. E ho pensato di scrivere questo libro proprio per mettere nero su bianco come lei ha affrontato questa malattia. Ecco, questo è il mio pensiero. Non è può essere che ti abbia fatto piangere, però ci sono anche dei punti che fanno riflettere sulla vita reale, secondo me, che quindi meriterebbero di essere conosciuti da tutti, ecco. Perché lei ha detto questa è la nostra storia, ma è giusto condividere, è giusto far conoscere la forza, la determinazione, il coraggio che ha avuto Arianna, perché possa essere di ispirazione anche per altre persone che stanno affrontando la stessa battaglia. Ma non solo persone che stanno affrontando questa malattia, ma tutte le persone che in qualsiasi momento della vita si possono trovare in difficoltà. Questa ragazza qua ci insegna che si può sempre trovare il lato positivo da qualsiasi cosa. Questo è quello che voglio far emergere da questo libro. Tra l'altro nel libro racconta anche tutti quei testamenti che ha voluto lasciare alle vostre 2 figlie per farle crescere con lo stesso coraggio della mamma. Ricordo un passaggio in cui lei dice: al colloquio con le maestre di una delle nostre figlie si parlava della sua svogliatezza, ma questa non dovrà mai essere un attenuante, una scusa. Il fatto di aver perso la mamma, di essere senza la mamma, di aver affrontato la malattia della mamma non deve essere mai una scusa, e questo è proprio infondere la forza che era della loro mamma alle vostre figlie. Assolutamente concordo e condivido quelli che erano i valori di Arianna e cerco di portarli avanti. Non potrà mai essere un motivo di svogliatezza la mancanza della mamma, anzi assolutamente bisogna farsi coraggio e andare avanti, perché la vita va avanti, questa è vita, può succedere anche questo, purtroppo. Arianna ha avuto i primi sintomi di quella che poi sarebbe stata una forma aggressiva di tumore al retto quando, poco dopo aver scoperto di essere incinta, e il fatto di voler portare avanti la gravidanza l'ha portata a non approfondire subito quelle che erano le cause di questi sintomi. È così? Esattamente, avevamo capito che questi sanguinamenti ormai diventavano importanti, andavano approfonditi, e avevamo fissato una coloscopia sia con il sistema nazionale che anche privatamente per anticipare un po' i tempi. È successo che è rimasta incinta e Arianna assolutamente non ha voluto interrompere per nessun motivo la gravidanza e ha messo in secondo piano la sua vita per quella della sua figlia Vittoria Maria, la nostra secondogenita, diciamo. Una scelta però che non ha mai rimpianto. Assolutamente, e ci ho tenuto a metterlo sul libro, questa cosa importantissima. Quanti interventi, quanti cicli di terapia, di radioterapia si è dovuta sottoporre, tanto per far capire a casa chi era anche Arianna attraverso quello che è stata tutta la sua vicenda personale, di cura per affrontare, per cercare di alleviare per quanto poco una malattia per la quale la diagnosi era stata netta e dura per voi da parte dei medici. Ed è bello anche il racconto che voi fate dei medici che avete incontrato lungo il vostro percorso, l'aspetto umano di questi medici che vi hanno accompagnato. Beh, è chiaro che il supporto che abbiamo avuto dal sistema sanitario nazionale e dai medici è stato unico, perché Arianna ha affrontato nei suoi 4 anni e mezzo di malattia 13 interventi chirurgici, salvavita, una serie infinita di radioterapie, chemioterapie e immunoterapie. Noi eravamo
avuto fortunatamente accesso all'immunoterapia, che al tempo era ancora sperimentale, allo IOV di Padova, e proprio a questi medici Arianna ha potuto vivere più di quello che era previsto. Valeriano, mi devo interrompere un minuto solo al volo, perché vedo in collegamento il nostro Federico Fusetti, perché c'è stata una presentazione, c'è stato forse non è ancora pronto, vediamo se Federico sì, perché gli avevo dato delle tempistiche diverse, e quindi vedo Federico Fusetti, il nostro esperto di rugby, per raccontarci insieme al sindaco Mario Conte di questa importante novità per il Benetton Rugby. Buongiorno Federico, buongiorno al sindaco Conte. Sì. Buongiorno Marta, buongiorno ai telespettatori. Sì, sono con il sindaco, la conferenza stampa è finita, però insomma ovviamente una notizia così importante porta ancora tutti gli ospiti a chiacchierare. C'è il presidente della federazione, i vertici della Benetton, insomma veramente tante persone. Una notizia che era un po' nell'aria, però da un punto di vista anche tecnico ha dei contenuti importanti, non solo dal punto di vista tecnico, sindaco, perché lei ha proprio esordito dicendo c'è la parte tecnica, ma c'è la parte turismo, economia, cioè c'è una città che respira rugby per tanti motivi e lo farà ancora di più. La notizia è che è stata rinnovata dalla federazione la licenza al Benetton, cioè il Benetton potrà partecipare ancora al URC, quindi il campionato che sta già giocando fino al 2028, quindi un rinnovo anche molto lungo. Sì, un sodalizio importante, forte tra la Federazione Italiana Rugby e Benetton Rugby, che ci vedrà protagonisti in campo internazionale con le migliori squadre, proprio per continuare a far crescere questo movimento, questo sport che per la città non significa soltanto sport, ma significa anche sociale, turismo, e un'opportunità soprattutto per i più giovani, sui quali noi puntiamo molto, di poter ambire un giorno di indossare la maglia della propria città e poter competere contro i più grandi campioni che hanno la possibilità di vedere e conoscere proprio nella città di Treviso. Quindi io ringrazio il presidente Innocenti della federazione, ringrazio il presidente Zatta del Benetton Rugby, perché insieme sono riusciti a costruire un percorso davvero virtuoso all'insegna dello sport, del rugby, del sociale, del turismo. E abbiamo anche il presidente della federazione, qui Marzio Innocenti, che ci raggiunge. Grazie, però sindaco aspetti che devo fare un'altra domanda. Presidente, insomma, avete detto che dal 2010 questo sodalizio va avanti, insomma, e con le attuali risorse della federazione questo è il connubio migliore che possa esserci. Soddisfatti di cosa del Benetton? Tanto soddisfatti del fatto che dentro la Benetton crescono e poi si mantengono ad alto livello i giocatori che fanno praticamente l'ossatura della nazionale. Noi abbiamo necessità di avere appunto una nazionale performante, perché i consensi internazionali in cui ci confrontiamo non permettono certamente di avere dei giocatori che non siano di quel livello. La Benetton è sempre stata la società da cui abbiamo tratto il maggior numero di giocatori. Deve crescere anche l'altra parte, che sono le zebre. La Benetton è molto avanti, certamente dal punto di vista delle infrastrutture, e le zebre dovranno mettersi al pari con questo, imitando l'altra franchigia che partecipa all'United Rugby Championship, seguendo questo modello, per cui la Benetton è un partner talmente affidabile che rinnovare per 4 anni non è stato un problema. Non c'era motivo per pensare anno dopo anno di continuare a fare dei rinnovi che creavano dei problemi a loro per portare avanti il loro progetto, per cui 4 anni mi sembra che siano un periodo adeguato per progettare e portare a una crescita maggiore questa società. Grazie a Marzio Innocenti, presidente della Federazione Italiana Rugby. Volevo chiederle l'ultima cosa, sindaco, magari si collega anche a questo. Sono state scelte le 10 città finaliste per essere capitali della cultura nel 2026, un altro motivo di orgoglio. Sì, in realtà non abbiamo vinto niente, ma siamo entrati nelle città finaliste della Capitale Cultura 2026 e ora dobbiamo lavorare a testa bassa. Io credo che questa soddisfazione di essere entrati in finale debba diventare uno spunto per creare una sorta di stati generali della cultura trevigiana,
proprio per far sì che questo sia un motivo di approfondimento, di crescita, di condivisione, di far squadra, con l'obiettivo certamente di vincere, però già arrivare tra le prime 10 con delle escluse anche importanti. Penso che per esempio Lucca non è riuscita a entrare nelle prime 10 sia davvero un motivo di soddisfazione, però ho già detto alla mia squadra, testa bassa a lavorare, perché essere in finale non significa aver vinto. Noi ci poniamo sempre obiettivi ambiziosi, però ripeto, la vera vittoria sarebbe quella di riuscire a creare questi stati generali della cultura trevigiana che sicuramente genereranno crescita. Quando avremo notizie ulteriori? Il 5 marzo c'è l'audizione a Roma che il sottoscritto insieme a una delegazione dovrà andare ad illustrare il dossier, che è un dossier davvero molto bello, completo, che parla di arte, bellezza, musica, di luoghi, di sostenibilità, di ambiente. Insomma, è un dossier particolare che richiama i sensi umani declinati nella cultura. Siamo convinti di aver fatto un bel lavoro. Ovviamente siamo a metà del guado, dobbiamo arrivare fino al traguardo tutti insieme, però ripeto, la vera vittoria sarà quella di mettere insieme tutti i protagonisti della cultura per generare questi stati generali. Grazie al Sindaco Mario Conte, complimenti, in bocca al lupo. Marta, ti restituisco la linea. Grazie Federico Fusetti. Noi torniamo a parlare insieme a Valeriano Lora del suo libro Il coraggio di Arianna, dedicato al coraggio di sua moglie Arianna, un libro che il cui ricavato andrà per che cosa, Valeriano? Non ti senti? Andranno alla Fondazione AIRC per la ricerca sui tumori pediatrici. Perché questa scelta? È semplicissima, perché se Arianna non avesse avuto diritto, non avesse avuto accesso al protocollo sperimentale, avrebbe vissuto molto meno, ecco, questo è il motivo. Oppure ce le saremmo dovuti sostenere noi l'immunoterapia, il farmaco che ha usato negli ultimi anni Arianna per curare la sua malattia, non era disponibile dall'AIFA in quel momento. Ed ecco il motivo per cui ho deciso di sostenere la ricerca, perché è giusto che questo libro qua vada ad aiutare altre persone, secondo me, come noi siamo stati aiutati dalla ricerca. Cosa racconta alle sue bambine della loro mamma? Perché erano piccoline, ricorderanno la loro mamma, però magari perché resti sempre con voi. Racconto quello che era sostanzialmente, come l'atteggiamento e la vita che aveva Arianna, ecco, il sorriso, le cose più importanti che ci ha lasciato sostanzialmente, ecco. E quindi oggi come affronta la vita lei e le sue bambine senza Arianna, che però c'è sempre vicino a voi? Andiamo avanti con il quotidiano, loro vanno a scuola, si devono impegnare, altrimenti li sgrido e vanno in castigo. Io cerco di fare il mio, vado avanti con il mio lavoro. Avevo questo progetto in testa ancora da qualche anno, sono riuscito a portarlo a termine. Oggi ho il compito di promuoverlo e far conoscere questa storia a più persone possibili. Ecco perché vi ringrazio oggi di essere qua. Attualmente il libro è disponibile su Amazon, perché ho scelto Amazon per contenere un po' i costi, e prossimamente andrà anche in libreria, ma se potete fatevi aiutare ad acquistarlo su Amazon, perché merita di essere letta questa storia e conosciuta. Anche perché, lo ricordiamo, insomma, servirà poi per finanziare questa borsa di studio per la ricerca dei tumori pediatrici, quindi servirà a noi per conoscere Arianna indirettamente e trarre da lei tutti gli insegnamenti che ha lasciato alla sua famiglia, ma anche per aiutare alla ricerca dei tumori pediatrici. Valeriano, grazie davvero per averci raccontato e aver condiviso con noi chi era la sua Arianna, e naturalmente un abbraccio a lei e alle sue bambine e buone feste, perché siano delle feste serene per tutti voi. Vi ringrazio, volevo dire che chi vuole mi può seguire sui social e darò
comunicazione delle donazioni in modo trasparente e per far capire insomma ecco come andranno a finire questi soldi. Ecco. Ha ragione, ha fatto benissimo a dirlo, perché spesse volte questi dettagli sono molto molto importanti. Ha fatto davvero bene. Grazie. Grazie. Grazie davvero, noi siamo in chiusura, vi ricordo questa sera alle 18 l'appuntamento su Antenna 3 con la diretta per la messa di Santa Lucia dal Santuario Diocesano di Venezia, celebrata dal Patriarca Monsignor Francesco Moraglia. È davvero tutto, vi lascio al meteo, previsioni del tempo e poi al film La pista degli elefanti. Buon proseguimento di giornata. Tremonti, attrezzature e materiale per saldatura professionale a Montebelluna. Bentrovati al meteo. Una perturbazione atlantica di passaggio interessa il nostro territorio. Sarà una giornata piuttosto instabile. Vediamo insieme il dettaglio di mercoledì 13 dicembre. Sul Veneto sarà in prevalenza molto nuvoloso, con precipitazioni sparse, a tratti diffuse, anche a carattere di rovescio. In esaurimento poi entro la notte. Limite della neve oltre i 1100-1300 metri sulle Dolomiti. Le temperature si manterranno sostanzialmente stazionarie, minime tra 2 e 5 gradi, massime tra 8 e 11 gradi. Spostiamoci ora sul Friuli Venezia Giulia. Anche qui il cielo sarà coperto ovunque con piogge da deboli a moderate. Quota neve intorno ai 1400-1600 metri sulle prealpi, 1200 metri sulle Alpi. Temperature minime tra 5 e 10 gradi, massime sui 10-12 gradi. Infine diamo uno sguardo al Trentino Alto Adige, dove la giornata continuerà con molte nubi e con qualche precipitazione sparsa. Temperature minime tra 2 e 4 gradi, massime sugli 8-12 all'incirca. Dal meteo per ora è tutto, vi do appuntamento al prossimo aggiornamento. Tremonti, attrezzature e materiale per saldatura professionale a Montebelluna.